Ci troviamo proprio sopra la zona del Primiero, a pochi chilometri in linea d'aria da San Martino di Castrozza, e da qui c'è una visuale magnifica sulle pale di San Martino. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo in uno dei più bei posti di tutto il Trentino, il lago di Calaita. Per raggiungerlo si sale da Feltre e, arrivati alla rotonda di Imer, si va a sinistra verso il Canal San Bovo. Dopodiché si seguono le indicazioni per il lago di Calaita. La nostra meta di oggi è un altro lago molto carino, il lago di Pisorno. Ecco, fatto un centinaio di metri dal lago, qui c'è il cartello, indica dobbiamo seguire il 347, Malga Grugola, che però non ci interessa, a noi interessa Val Pisorno, dove c'è il lago di Pisorno, e lo faremo attraverso un sentiero naturalistico. Subito alla partenza c'è un cartello che indica una parte del nostro percorso. Noi facciamo il 347, questo percorso qua, che risale alla Val Pisorno. Arrivati a questo bivio però smettiamo di seguire il percorso naturalistico, come lo chiamano, l'abbiamo già fatto qualche anno fa, e andiamo a destra per il lago di Pisorno e poi torneremo dalla stessa parte. Questa è una delle tante tabelle che troveremo lungo il percorso naturalistico. Ad esempio, questa è dedicata al biotopo del Fratton, che è questo qui dietro di noi. Ecco, stiamo per entrare nel parco naturale di Paneveggio Pale di San Martino.
Siamo arrivati al bivio. Adesso, andando a sinistra da quella parte, si continua per il sentiero tematico, ma noi l'abbiamo già fatto un po' di tempo fa, quando siamo saliti a Cima Grugola. Invece adesso andiamo di qua, a destra, Lago Pisorno, 30 minuti. Siamo arrivati? Wow! Che posto magnifico! Ciao! Bene, e dopo esserci ben rifocillati al lago di Pisorno, adesso torniamo indietro al lago di Calaita per lo stesso percorso. Volendo però si può fare anche un anello, continuando per il sentiero che indica Scanaiole e Agnellessa. Si va di là, si sale, si entra dentro, eccetera, eccetera. Però si è fatto molto tardi e il sentiero è un po' lungo e anche poco battuto. Noi lo conosciamo, si sbuca fuori a una malga e si scende giù al lago di Calaita. No, cerco di evitarla. No, non guardo, io guardo per terra. Sto filmando, sai? Si è fatto proprio un po' tardi, eh? Eh sì, è praticamente buio, abbiamo dovuto mettere la lampada Quasi frontale. buio. È stata una passeggiata bellissima, panorami eccezionali,
non difficile, un po' di dislivello. Il lago di Pisorno è un posto eccezionale. E adesso ci sbrighiamo, no? Sì, perché sennò finiamo proprio al buio. Sì. Bene, dal lago di Pisorno, dal lago di Calaita, dai Lagorai è tutto. Grazie e alla prossima!